Il professor Giordano Dellai ci ha guidato in un viaggio avvincente alla ricerca del tesoro di Ezzelino attraverso un intrigante romanzo storico che fonde abilmente fiction e realtà. Docente e storico presso il Liceo Brocchi, Dellai ha scritto oltre 70 libri e collabora con diverse testate giornalistiche. Il suo primo romanzo storico, ambientato in un percorso geometrico che attraversa le antiche tracce di Ezzelino nel Pedemonte bassanese, è stato presentato in anteprima durante la Perilibro bassanese. Il tesoro di Ezzelino è un thriller a sfondo storico strutturato in una doppia dimensione temporale, il passato e il presente. Il passato e il presente poi si incontreranno nel momento in cui appunto il protagonista della vicenda, Angelo Zolinato, riuscirà a trovare la soluzione di tutta una serie di enigmi, come per esempio quello del tesoro di Ezzelino o come quello del fantomatico sigillo di Cristo, e poi il primo enigma è l'assassino dell'omicidio di suo padre. Questo è il primo romanzo, dopo tanti scritti però. Sì, è il primo romanzo dopo tutta una serie di saggi di carattere storico oppure didattico. Io faccio l'insegnante e quindi mi confronto anche appunto con questioni che riguardano la didattica. In genere faccio lo storico, sono il classico topo di archivio che va a ricercare notizie nei vari documenti, magari neanche mai aperti da tutti gli storici precedenti, e poi arrivo alla conclusione di trovare un mistero, la chiave di un mistero, di un qualche mistero, di una qualche situazione che riguarda il territorio vicentino, in genere quello tra Astico e Brenta. Stavolta invece mi sono confrontato con il romanzo e spero di averne soddisfazione. E come mai questa decisione, questa scelta? Beh, intanto perché il personaggio di Ezzelino mi ha sempre affascinato fin da quando ho fatto anche la tesi di laurea su di lui, e poi anche perché lo stesso territorio vicentino, quello, come ripeto, appunto tra Astico e Brenta, lo meritava perché parla ancora di lui fondamentalmente.